Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. I carabinieri di Lamezia Terme ed i militari della Guardia di Finanza hanno sequestrato beni immobili ed immobili, conti correnti bancari e postali del valore stimato di oltre 4 milioni di euro, a carico di 2 persone condannate nell'ottobre del 2009 per i reati di estorsione ed usura. Giuseppe Buffone e Vincenzo Lo Scavo vennero arrestati nel corso di un'operazione denominata Rainbow nel gennaio del 2009 assieme ad altre 12 persone. Continua l'offensiva dell''ndrangheta nei confronti dei magistrati reggini e pronta arriva la risposta dei cittadini onesti che scendono in piazza a manifestare la loro vicinanza a chi lavora con convinzione per sconfiggere la mafia. Reggio non tace ieri sera per le strade della città dopo l'ultima intimidazione al procuratore Giuseppe Pignatone. I cittadini hanno fatto sentire la loro voce per dare solidarietà e coraggio ai magistrati. È approdato oggi a Reggio Calabria Antonio Di Pietro, leader di Italia dei Valori. Alle 9:30 c'è stato il passaggio al gazebo raccolta firme presso il mercato in Piazza del Popolo per promuovere la campagna referendaria contro la privatizzazione dell'acqua, il nucleare e il legittimo impedimento. Alle 11 invece c'è stata la conferenza stampa presso E-Hotel, a cui ha partecipato anche il commissario regionale del partito. Si è discusso di solidarietà e povertà nel convegno nazionale svoltosi dal 27 maggio ad oggi nella sala congressi Antonio Rosmini di Caporizzuto. Ad organizzare la manifestazione il Centro Nazionale per il Volontariato in collaborazione con la Misericordia di Isola Caporizzuto. La 3 giorni ha visto alternarsi personaggi illustri del mondo del volontariato e rappresentanti istituzionali provenienti da diverse regioni d'Italia, che si sono confrontati sul tema che cosa deve fare il volontariato per difendere le fasce sociali deboli, soprattutto in questo periodo di crisi. Si è svolto nella sala giunta del Palazzo di Vetro di Catanzaro un incontro promosso dalla provincia e dall'UNCEM per discutere delle problematiche delle comunità montane che vivono una sorta di paralisi e sotto la spada di Damocle della soppressione. Ed è proprio per tenere alta l'attenzione sull'utilità degli enti montani che si è incentrato l'intervento di Vincenzo Mazzei, presidente dell'UNCEM, che ha sottolineato la carenza di cultura associativa e il rischio che i 429 dipendenti restino senza stipendio. Mezzogiorno d'Italia e mancato sviluppo, questo è il tema dell'iniziativa con cui è esordito nel panorama catanzarese l'associazione Creativamente. L'evento è stato presentato nella sala consiliare provinciale di Catanzaro con l'introduzione dei lavori a cura del presidente dell'associazione Leonardo Mellace. Quest'ultimo ha sottolineato la necessità che si riscopra il valore dell'associazione e l'attualità del tema del Sud, trattato da 2 insigni storici locali, i professori Scerbo e Daniele. Rino Barillari, conosciuto come The King of Paparazzi, ha tagliato il nastro della mostra fotografica Gli anni della dolce vita ieri a Cosenza. Per la prima volta l'allestimento si sposta dal Museo Nazionale del Cinema di Torino per esporre gli oltre 140 scatti inediti a Cosenza. La mostra fotografica è il primo evento promosso nell'ambito della Primavera del Cinema Italiano e resterà aperta dal 28 maggio al 20 giugno alla Casa delle Culture, nella sala Andrea Pazienza. Ragazzi delle classi 4ª e 5ª del Liceo Classico Europeo Telesio, dell'Istituto Tecnico Industriale Monaco e del Liceo Scientifico Scorza di Cosenza hanno lavorato per mesi in gruppo, si sono confrontati con coetanei di altre città italiane ed hanno prodotto idee che entreranno a far parte della Magna Carta, che sarà presentata ufficialmente a New York nella sede dell'ONU nel prossimo mese di agosto. L'anteprima ieri a Cosenza nel Teatro Italia Thieri, alla presenza di Elena Guglielmi, presidente della Commissione internazionale World Youth Parliament. Vincenzo Facino, in arte Vingei, sarà l'unico artista italiano impegnato il prossimo 5 giugno a Rock in Rio, uno dei più importanti spettacoli musicali di carattere internazionale che quest'anno si svolgerà a Madrid. L'evento è stato presentato in un incontro con la stampa nella Sala Azzurra della provincia di Crotone, dallo stesso DJ Vingei e dall'assessore provinciale allo spettacolo Gianluca Marino, che ha sottolineato i grandi traguardi raggiunti dal 25enne talentuoso DJ crotonese. Domani pomeriggio va di scena l'ultimo atto del campionato cadetto. La Regina deve vincere assolutamente contro l'Albino Leffe al Granillo per evitare i play-out. Turno casalingo anche per il Crotone che attende allo sci dall'Ascoli, obiettivo 7° posto. Nel ritorno della semifinale play-off di seconda divisione il Catanzaro può permettersi anche di perdere con un gol di scarto per centrare la finale. Nella semifinale play-out la Vibonese va in casa del Noicattaro e conquisterebbe la salvezza anche con un passivo di 2 reti.